nato 25 anni fa per l'iniziativa di un gruppo di persone che già in gioventù avevano vissuto la stessa esperienza, quella del canto corale. Il nostro repertorio è vastissimo e questa sera ve ne daremo un piccolo assaggio. Non presenterò di volta in volta i brani perché così non ci sono interruzioni, lasciamo tutto lo spazio per le emozioni. Abbiamo però delle diapositive che scorreranno e che quindi vi daranno anche un'idea di quello che stiamo cantando, che saranno soprattutto nella prima parte, quindi questa che andiamo adesso ad iniziare, brani gospel e spiritual, perché in effetti noi partiamo da un repertorio gospel e spiritual per poi però allargarci ad altri mondi, quello del musical per esempio, oppure quello delle migliori canzoni internazionali, quelle più famose, quelle Hosanna.
Buonasera a tutti, io vi rubo solo qualche minuto perché volevo raccontarvi la finalità di questa serata. La finalità di questa serata è raccogliere fondi per la colazione del povero. Che cos'è la colazione del povero? È una coincidenza gradita perché anche noi siamo nati 25 anni fa, nel 1994 a Genova. Due signore della San Vincenzo decidono di fare qualcosa per gli ultimi, per quelli che non sono visibili, per quelli dimenticati da tutti, per quelli che dormono in strada, e vanno con i termos dentro le borse a cercarli nelle stazioni, a cercarli sotto i portici dove dormono,
e la cosa prende vigore. A un certo punto diventa un appuntamento fisso, 3 volte alla settimana alla stazione Brignole danno le colazioni ai senza fissa dimora. Noi, insieme a un gruppo di amici di Marassi, San Fruttuoso, intorno a Brignole, ereditiamo questa cosa circa 15-10 anni fa. E scopriamo, forse all'inizio con un po' di timore, almeno da parte mia quando andavo a Brignole, ma poi fu una grande sorpresa che tornavamo a casa pieni di gioia, di aver dato, era più quello che ricevevamo di quello che noi riuscivamo a dare con quel bicchiere di latte o di caffè. E poi cosa succede? Che 5 anni fa io e mia moglie ci trasferiamo, e qui il collegamento, perché ci trasferiamo proprio a Viale Ligure. E qui abbiamo trovato una comunità molto accogliente, l'abbiamo raccontato e subito si sono offerte tantissime persone ad aiutarci. E così è diventato un appuntamento anche per Viale Ligure. Ogni mercoledì sera ormai prepariamo le colazioni qui al circolo e al giovedì mattina a turno partiamo alle 5:30 e andiamo a Brignole a dare le colazioni ai senza fissa dimora. Innanzitutto il servizio delle colazioni risale a 21 anni fa, quando 2 signore andavano in giro preparando le colazioni il mattino e offrendo il loro lavoro ai poveri della città. Frequentando queste persone da parecchio tempo veniamo anche a conoscenza delle loro problematiche, che non sono solo chiaramente quelle della colazione, che vuole essere anche un pretesto per avvicinarli e stargli un po' più vicino. Le motivazioni che spingono. Canna,
That's my soul below the sea. Below the sea.
l'altro lo conoscerete. A seguire invece sarà la componente femminile di esibirsi con un brano che si intitola I Will Follow Him, anche questo sicuramente vi è noto. Follow me.
e tutti abbiamo lo stesso sogno, trovare la nostra routine, una piccola casa dove tornare la sera dopo un lavoro onesto. Abbiamo speso i nostri risparmi e quelli dei nostri padri che ci hanno salutato senza chiedere dove stavamo andando, ma sanno perché dobbiamo partire. Qui lo sanno tutti. Ma cosa troveremo alla fine di questo mare? Oh Africa, Africa, siamo in troppi su questa piccola nave e tutti abbiamo lo stesso sogno, attraversare questo mare che ci separa dalla routine. Lo sapete che ciò che vi annoia e sazia lassù a nord, per noi è lusso e speranza. Ciò che lasciamo qui è fame e ignoranza, povertà e morte, ma anche il cielo stellato e la dignità. Ma cosa troveremo alla fine di questo mare? Oh Africa, Africa, siamo in troppi su questa piccola nave e tutti abbiamo lo stesso sogno, che potrebbe infrangersi in questo mare, nel buio, senza...
tutti i vari social che ci sono. E abbiamo un sito che è www.spirituasinfo.com. Insomma, penso che riusciate a trovarci, se lo volete ci trovate. Ad una persona, Gioele? Ci sei? Sei sveglio? No. Niente, magari si sveglia, perché io vengo giù. Possiamo accendere le luci in sala? Qualcuno? Vengo giù. Voi cantate, anche noi cantiamo. Ma voi, io ti dico, cantiamo tutti insieme. Non mi hai invitato a cantare. Sei pronto? No, non mi hai invitato a cantare. E quindi mi per favore. Vai. Gli uomini sono vuoti dai passi. E il valore di noi. Signore e signori, grazie per essere partecipato con noi questa settimana e arrivederci alla prossima.